Finalmente con la nuova ordinanza si può uscire e si può fare un giro nel proprio comune. Diluvio universale dopo 2 mesi del SOE. Ciao amici! Come in altre regioni, anche in Veneto è stata decisa la possibilità di fare attività fisica all'aperto. Attività fisica intesa come corsa o bicicletta. Quindi oggi, 1 maggio, festa dei lavoratori, mica è un lavoro non GoP, ho deciso finalmente di uscire da questo buso sul tetto e di farmi un bel giretto in bici. Con svariate ore di lavoro ho creato un percorso che non esce mai dal comune di Bassano del Grappa, dove sono residente, e quindi rispetta in pieno il decreto amministrativo. Ovviamente sarò munito di mascherina e di guanti all'occorrenza, tant'è che mi sono informato e teoricamente si può fare attività fisica senza, ma bisogna averla dietro, e anche autocertificazione sul cellulare. Quindi sono in regola, ragazzi, non spaventetevi. Ora non mi resta che cambiarmi, magari, sperando che lassù qualcuno mi assista per il meteo. Sono veramente emozionato. Il primo giro in bici della stagione. Dopo più di 50 giorni si esce di casa? No, che credo. Dai, cambiamoci. Ah no? Quante me ne invento ormai? Mamma, ma che tutina, da quanto che non la mettevo? Andiamo, va! Oh! Voilà! Grazie a uno studio durato almeno 3 ore, senza uscire dal comune, dovrei riuscire a fare una roba tipo 42-43 km, qualcosa del genere. Vediamo quanto ho sbagliato il percorso. Ve lo dico, Tosi, sono già stufo. Mi sono munito di documento, mascherina e guanti. Oltre a questo ho una bandana sulla bocca. Sono in regola come una boia. Accendiamo Strava, accendiamo il Garmin. Per chi volesse vedere il percorso, Strava mi trova qui, cercando il mio nome. È la prima volta che uso il Garmin. L'ho comprato usato, quindi non insultatemi se sbaglio. Mamma, che bello! Ale, e via, subito statale. Non c'è nessuno. Tu guarda la statale 47, vuota. Pazzesco. 1 maggio, festa dei lavoratori. No, mia. L'obiettivo di oggi, ragazzi, innanzitutto è finire il giro, vedere se sono in grado. L'obiettivo numero 2 è non perdermi. Spero di aver calibrato bene il Garmin. Anche con il Garmin riesce a perdersi. E l'obiettivo 3 è vedere se sopravvivo. Ma che emozione è andare in bici così, dopo quasi 2 mesi di reclusione. A fine video vi dirò cosa penso della bici da corsa in questo periodo storico. E vi assicuro che mi sono fatto una grande idea. Guardate il video fino alla fine, mi raccomando. Mi sento quasi di volare dopo 1 mese e mezzo di rulli in pianura. Sembra anche che so bravo. Guarda, tutto sarà. In questo momento sto percorrendo il confine tra Bassano e Rosà. Che bello. Ma non mi par vero. Quanto è bello la normalità. Ovviamente dopo 45 giorni di sole e manca una nuvola, quando è stato dichiarato il permesso di poter uscire per l'attività fisica, pioggia. Grazie, va bene così. Tutti di un po' meno. Oggi sembra un po' salvarsi. Basta acqua, basta. E me lo auguro, perché proprio non gli potevo più. Se ciappare il sole dal buso. Maria Vergine e mucche. Para quante mie ex. Guarda le mie ex. Tutte mie ex qua. Ciao vacche. Che devo girare, magari freno che sei rosso. A titolo di cronaca, il Garmin mi ha dato fuori rotta per ben 2 volte. Dove so di andare? Guarda cosa mi tocca fare per stare dentro ai confini. Però è giusto fare il possibile per rispettare le regole. Credo sia l'unico modo per uscirne. Spero anche di non perdermi ciò. Non voglio guardare da quanti chilometri sono partito, ma sento proprio il bisogno di una birretta. Ti dime se in Veneto, se è possibile restare coi bar Sarai. E neanche un bar verde. Ma mi dico, era meglio l'asteroide? Non si può, Di sto giro ho 2 fortune. La prima è che il comune di Bassano non è così piccolo. La seconda fortuna è che non ho tanta salita, o almeno spero. Ce n'è una andando su a Varrovina, che è quella che faccio di solito come primo giorno del giro in bici. Non è il massimo, ma speriamo bene. So copà, ragazzi. Ed eccomi al confine con Marostica, Bassano più o meno. Il Brenta, fioi! Il Brenta! Devo portare Ugo. Lì è dove mi stavano arrestando quando l'ho portato. Ovviamente mi sono perso di nuovo il giunto! Il giunto! Non capisci un cazzo! Goccino di Monster, ciao Ste, acqua e sali minerali, che avete già capito cosa c'è dentro. No scherzo, potrei morire. E via gasato. Ovviamente di 250 metri ho sconfinato nel comune di Marostica, ma ragazzi non è colpa mia, è colpa della Pedemontana, che a causa dei lavori in corso hanno tolto un ponte, quindi devo fare un giro un po' più largo. Mi fermo ai carabinieri che dirò: scusami, l'ho sconfinato. È poco, ma l'ho sconfinato. Ciao Bobby, ciao Bobby. Credo di essere l'unica persona che anche con il Garmin riesce a perdersi. Adesso mi ritrovo, eccolo, ritorno nel mio comune e adesso sono giusto. Ho bisogno pedalare un altro poco a prima uscita. Fatemi sapere qui sotto quanti di voi avrebbero scommesso che sbagliavo strada. Io per primo. Ma do San Michele, frazione di Bassano. Quando vedo quel cartello so solo 2 robe. Una, de qua te vai uscindi. E 2, comincia la salita, ragazzi. C'è che ha voglia, alzi la mano? No. Pizzeria all'Alpino. Si lavorava una cameriera una volta, mai cagato. Tanto per cambiare. Dai su ragazzi adesso. La porto agile. Come vedrebbe Furlan. 90, pedalate, via. Ma neanche dopo 10 minuti. Cos'è matto? Veneto, Guarda. Capitello della Madonna. Dopo circa 1 chilometro di salita. È un segno. Nel senso che la vedrò anche dopo. Dai Roby. Dai, vai di frullata adesso. Bragottate via. Dai, dai gasato. Togliamoci l'occhialino Oakley, che non ha il parasudore. Ciao Walter. E su ancora. Sto già grondando. Ma se poi. Prima uscita, già salita. E yo one two. Questa è la vecchia storia di come la mia vita è cambiata. Capovolta sotto sopra si è finita. Dai Roby, gasati. Peter Sagan. Grande. Roby Sagan.
Grande! Hai ben fatto 2 metri. Lo finito. La signora mi ha visto parlare da solo, pensare a questo semato. Potete dirmi quello che volete, ma un mondo senza auto purtroppo serve. Ma quanto ben sei sta? Vai Roby, in piedi sui pedali alla ciccone. Vai, dai di ripetuta gasato. No, siediti. No, basta. Ciao. Perché io saluto tutte e nessuno saluta me? Sono così brutto. No, sono finito. Certo che mangiare un piatto di pasta piccolo, 80 grammi, 2 ore fa, e andare in salita dopo 2 mesi di inattività. Sì, ruli, vabbè. Non so quanto è la mossa furba. Il genio delle volpi c'ho. Ragazzi, vedo il tornante della Rosina, il confine di nuovo con Bassano e Marostica, ma devo ancora andare su, non mollo, o forse faccio una pausa. Sono finito. Ma come fa sì? Scherzavo, non si molla mai, neanche nel lavoro. Forse quello lo sto mollando sul serio. No dai, chi me lo fa fare video del sport? A passione? Vai Roby Segan, questa a passione, ci incula sempre. Ma quanto è bello però. Mari Roby, basta parlare, va su. Dai che sei quasi a rovina. Dai in fondo. Sapete quando nelle gare di ciclismo trovano i cartelli? Non mollare che in cima c'è la Sì, 2 robe. 1, quando arriva a cima. 2, avevi mai trovato una o gli altri? Mai? Che truffa. Ci sono ragazzi. Ho fatto la mia prima salita della stagione. Vorrei tanto fosse l'ultima. Piccolo saliscendi per arrivare in centro paese con questo panorama. Che bella che sei Bassano, quando non che sei nessuno. E poi discesa di H Varrovina. Maria che freschi. Sono tutto su Vai giù il ginocchio qua Roby. Bravo. Come viene un mal de panza ragazzi. Giù tutto a sinistra. Vai, freno dietro. Macchina. Passa dentro, non aver paura. Dai gasato adesso. Giù sui manubri. Oh, frena. Strada dissestata. Bravo. Attento qua al Giarin, che lo ricordi bene che stavi finendo dentro qua alla Rosta. Piccolo saliscendi, pianeggiante. Dovremmo essere a metà giro. E adesso vi aspetta una bella sorpresina. Guarda che carino. È il centro della Rovina, cioè. E siamo ancora sotto Bassano. Ora è tutta discesa, bello sudato, e io che speravo in una giornata di sole. Vai. Prima di cominciare la discesa di trash in corsa al massacro, per chi mi segue in Instagram è questo qui, seguitemi lì se volete vedere le foto che faccio, il mio lavoro e la mia vita che sta per finire. Sa dalle storie che metto giornalmente che la mia collaborazione con GoPro continua, tant'è che GoPro Europe, dalla Germania, perché l'Italia non mi ha mai cagato estrissimo, mi ha mandato da provare questa incredibile GoPro Max, e ho pensato quale occasione migliore per testarla, almeno in una sua modalità, in discesa in bici. Proviamo. La sto provando un po' come la Hero 8, quindi non vi assicuro niente, però direi che partiamo gasati verso la discesa e speriamo bene. Dai Roby, gasatissimo per la GoPro Max. Rimettiamo su gli occhialini Oakley, che non vorrei che mi entrasse in mosche degli occhi, e via gasato. Da buon motociclista ho deciso che in questa discesa chiamerò le curve come quelle del Mugello. Dai che si vola Roby. Quanto sto andando? 180. E lui è su in grazia. Vai gasato. Attenzione, curva a sinistra alla San Donato. Vai che stringe, butta giù il ginocchio. Vai Roby. Attenzione, ecco qui, arrabbiata 1, arrabbiata 2, e si vola, tutti i piedi sul divano. Eccolo il tornante del correntaio. Giù il ginocchio. Madonna che caseria. Ciao Franco Morbidelli, non vedrai mai questo video, sei venuto in snowboard con me. Ciao Francone, e ora giù gasato. Dai, sul rettilineo, non ce n'è per nessuno. Più di più, vola. Roby, frena. Vai ancora a volare, attenzione un po', viscidino per terra, ma non ci spaventa niente. Ecco la Casanova Savelli prima del rettilineo. E ci siamo, Madonna. Mancava solo la scarperia e il poggio secco, le avrei fatte tutte dopo. E ovviamente sono andato fuori rotta. Voilà! Come vi è sembrata? Vi invito calorosamente a iscrivervi al canale. A voi non costa niente, a me porta del beneficio, e soprattutto potrò farvi vedere cosa combina questo aggeggino qui, sia in bici che in snowboard che in altri sport. Cerchiamo di ritrovare la rotta e andiamo al confine nord di Bassano del Grappa, sempre se mi ritrovo. E ora sono in lungo Brenta. Da qui il classico detto quando vo al bar: messo bevu anche al Brenta. Quanto so bravo! Oh, le mountain bike, vederle da lontano, prenderle a 40 all'ora e superarle. Sto scherzando ragazzi, non vo più dei 15, neanche in pianura. Guarda qua, che gambe. Ciao Campese. E tu vuoi che in galleria non lo faccia? Wow! Puntino del Lidl. No, ma ste robe non potete inventarle al gusto soppressa. Guarda che sei buone. Eccoci, il confine comunale. Guardate il Brenta che bello che sei. Uno che fa pipì là in fondo. Che bei posti abbiamo qua. Ah, che bene che si sta. Vabbè, torniamo indietro ragazzi. Come fa a girarmi qua? In impennata? Occiomi. Ma visto che le belle cose si tengono sempre alla fine, ho pensato anche nel mio giro di passare per il centro di Bassano del Grappa, che non vedo da 53 giorni. Giuro che sono emozionato. Che strano però quei bar sarai. 2 chilometri, 3, forse 5, non lo so, tanto non sento più le gambe, e siamo in centro. Dai Roby, gasatissimo. Facciamo anche il pezzo di ciclabile asfaltata, sperando che sia asfaltata. Che bellezza. Non mi par vero di essere tornato all'aria aperta. Pensate
dopo 50 giorni di reclusione, quanto stavamo impazzendo noi umani. Provate a pensare agli animali rinchiusi in gabbia da una vita. Bah, fateci un pensiero dopo questa quarantena. Momento naturalistico finito. Adesso andiamo al momento ombre, che in Veneto vuol dire sprissetti, vinei, birette, quello che era la quotidianità mia e dei miei amici. Prima di tutto vi faccio vedere il ponte dalla prospettiva più bella che c'è. È ancora in ristrutturazione, ma da quant'è che non lo vedevo? Ma che bella sei, che strano che fa. E adesso, dopo essere andato fuori rotta per penso la 12ª volta, ci passiamo sopra il ponte. Ho sentimenti contrastanti. Lì c'è Nardini, non so il numero di aperitivi che ho fatto là. Nardini, le birrerie, boh, pazzesco. Sono emozionato, è la mia città, ma è come se non la ricordassi più. Non ha senso sta roba. C'è un po' di gente perché comunque il decreto lo prevede di farsi una passeggiata adesso ed è anche il 1° maggio, ma fa impressione in un giorno di festa vederla morta. Aspetta che qui c'è un piccolo com che non ho mai preso e non prenderò mai, ma dai tutta! Bisogna arrivare lanciati come un motorino. E le vostre città come sono? Prese uguali immagino. Oh bella ciao! Morto per la libertà. Minchia. Vi ricordo ragazzi che ho partita IVA da 13 anni e che sono in crisi totale, pure io, quindi capisco benissimo ogni forma di protesta. Dove siamo finiti? Ma guarda qua invece cosa c'è. Miglior baretto di Bassano, Bassano Sapori. Ciao Laura, riapri presto per favore. Ah, che razza di nostalgia passare per la propria città e non vederla viva. Dai la discesa adesso del Margnano, che sia chiara una roba. Io sono apolitico, non voglio fare discorsi di politica, non li farò. Però sono cresciuto senza niente e quando si cresce senza niente capisci cosa vuol dire vivere senza niente. Guarda che meraviglia. Riaprite i bar. Confine di Romano dove non vado, cantina Capornaro, mi manchi anche tu. Ci sono quasi, Eccoci. Abbiamo la corsa. Nuovo record, credo sia il primo. Mamma mia che scarso. Non sono propriamente al massimo della forma. Sono fermato 112 volte. Ciacolare, cambiare GoPro, fermarmi, panorami. Bel bordeo. È giunto il momento che preferisco dopo una pedalata e assieme a quello le considerazioni finali. Pronti? Oh! Voilà! C'è qualcosa meglio di una bella birretta alla fine di una pedalata? Beh sì. Salute ragazzi. Ma che buono, ma che buono. Non sarei veneto senza una birretta in mano. Alla fine di questo giro mi sono sentito pervaso da diverse sensazioni. Ovviamente il corpo ha rilasciato endorfine e mi sentivo stanco ma felicissimo. Normale quando si fa attività fisica. E per un attimo ho quasi dimenticato la quarantena. Quanto bella è quella sensazione di stanchezza mista a felicità. E ero veramente finito. Ho pensato anche a cosa comporta l'uso della bici in questo periodo. Qualsiasi tipo di bici, Non inquina, ci rende attivi, ci rende felici, si può fare da soli, si può uscire di casa direttamente con lei senza nemmeno prendere la macchina e soprattutto ci fa scoprire il nostro territorio in un modo che probabilmente senza di essa non lo vedremo così bene. E come è stato dimostrato da tutto questo periodo dove il mondo si è fermato, fa benissimo alla natura perché non la logora. Ammetto che è un peccato che non ci siano bar aperti all'arrivo di ogni salita, però è anche vero che la bici fa pensare di più a noi stessi e fa andare il cervello in una maniera assurda, soprattutto in salita, sì. E magari ci fa dare importanza a quei dettagli a cui non l'abbiamo mai data, ma che in realtà l'hanno sempre avuta. E ci fa aprire gli occhi. Me lo sono chiesto, sapete, in un periodo storico come questo, la bici può salvarci? Io non lo so solo che sicuramente può renderci delle persone migliori, o forse può rendere migliore me. Salute. Madò, è meglio se ci bevo sopra, va? Mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto, cliccando su iscriviti e attivando la campanellina. Per me è molto importante e mi aiuta a crescere, a voi non costa niente. E fatemi sapere con un like e con un commento se l'episodio vi è piaciuto e se ne vorreste vedere di simili. Probabile che ne farò ancora, In descrizione trovate tutte le info utili, tutti i prodotti che uso e un link per supportare il canale, soprattutto in questo periodo. Se qualcuno vuole fare il buon samaritano, ben venga. Se no fa niente, i video li farò lo stesso, spero. Seguitemi su Instagram per vedere live dove sono e per vedere il lavoro di fotografo, che è ancora il mio lavoro in teoria. Speriamo bene. Grazie ancora a tutti, ci si vede alla prossima. Che meraviglia, la natura morta. Ho fatto liceo artistico per qualcosa. Quanto sei bella lassù.